Da Paolo Minato e Eleonora Sorato. Ciao Paolo, ciao a tutti gli amici di My Fashion Box, grazie per essere presenti per essere stati presenti a questa serata, alla finale di Miss Città Murata 2019. Grazie a te per averci invitato e logicamente cominciamo un anno fantastico per te che avevi subito avuto una bella bambina. Tu cosa ne pensi del tuo concorso? È fantastico, dopo tanti anni sta andando avanti benissimo. Sì, infatti sono molto contenta perché per la prima volta nella storia di Miss Città Murata c'è stato un pari merito tra le prime 3 classificate, cioè una cosa che non si è mai visto penso in nessun concorso. Veramente è la prima volta che lo vedo. Quindi Miss Città Murata si mantiene ancora un concorso dal livello alto dove appunto partecipano proprio le ragazze più belle del Veneto, le ragazze appunto più belle sono tutte qui e ogni anno c'è sempre l'imbarazzo della scelta. Certo. Sono contenta della ragazza che ha vinto perché oltre ad essere una bravissima ragazza è anche una brava cantante e sono sicura che alla prima selezione del prossimo anno, molto probabilmente inizieremo già a novembre per la prossima edizione Miss Città Murata 2020, la vedremo anche cantare perché lei è una bravissima cantante. Caspita. E quindi aprirà la nostra serata con la sua voce. Sarà fantastico da vederlo, non vediamo l'ora noi di My Fashion Box e anche tutto il pubblico che sta dietro. Grazie Paolo e grazie a tutti voi di My Fashion Box. È stato un piacere venire qua e rivederti dopo tanto tempo. Grazie, continuate a seguire Miss Città Murata. Ciao ragazzi! Ciao!